in collaborazione con La nuova puntata di Con i frutti della terra ci ha riportato in Abruzzo per continuare a scoprire la cucina di questo meraviglioso territorio. Questa volta protagonisti saranno i sapori di mare e a preparare per noi il piatto di questa puntata è Roberto De Ficis, giornalista enogastronomico e appassionato di cucina, che ci realizzerà le cozze ripiene alla vastese. 120.000 piante di cardo di cervia prodotte in questo terreno, una sabbia salmastra perché siamo a 700 metri dal mare. Pinarelle di cervia, questo è il luogo in cui si coltiva. Ma vi racconteremo anche altre 2 ricette ai fornelli a casa di Carla, con passatelli su letto di fonduta a modo suo, e poi un autentico ragù alla bolognese in cucina con mamma Teresa. Di puntata in puntata vedete che la nostra tavola perde diversi ingredienti perché già sono tante le ricette che Carla ci ha regalato in occasione di queste incursioni a casa di. A casa di perché? Perché sono ricette consolidate in cui però ognuno ci mette un po' un suo tocco. Allora, intanto questa volta la fonduta, vediamo qua i formaggi. Sì, ecco. Ci tengo a precisare che è una fonduta fatta alla mia maniera, non vorrei che si scandalizzassero piemontesi. Dunque, mi è rimasta un po' di besciamella dallo sformato di Cardi. Allora io ho pensato di integrarla con questi 4 formaggi. Allora, io intanto tolgo dal fuoco questo, la faccio vedere perché questa è la parte di besciamella che stava appunto, mettiamo qui che così non succede niente. Bene, così mettiamo tutti gli ingredienti in modo che questo è l'ingrediente estraneo alla ricetta tradizionale, però integrante per la ricetta alla sua maniera. Questa è una besciamella classica, perfetto, quella che ho usato. Adesso qui ho 4 formaggi che si prestano molto bene per essere fusi. Fusi? Allora, intanto cosa sono? Intanto sono la fontina valdostana, che è questa, e il bitto, perfetto, che è questo. Poi io normalmente metto la raschera, che è un formaggio piemontese che si scioglie molto bene. Non l'abbiamo trovato, però questo è un sostituto ideale, ci hanno assicurato. E il gorgonzola classico. Esatto. Che è quello che dà il sapore particolare. Ecco, però raccontiamo anche gli altri ingredienti, perché ci vuole anche un uovo nella parte finale, alla in cui fine si userà il rosso, che serve a legare e a dare anche un po' di colore. Poi vedete latte, parmigiano, noce moscata. Ecco, poi che cosa c'è? Questo naturalmente è un piatto di passatelli che noi abbiamo preparato per metterci avanti, però i passatelli con cosa vengono fatti? Pan grattato? Cioè, ci sono diverse ricette e diversi modi. I più semplici sono pan grattato, forma in qualità uguale. Io personalmente metto più forma perché mi piacciono ben saporiti, uova. Poi c'è chi ci mette un po' di mortadella, una volta ci si metteva il midollo di bue perché dà la morbidezza, e un po' di noce moscata. Sì. Perfetto. Comunque sarà una delle nostre prossime ricette, no? Esatto, va bene. Allora, questi intanto sono i passatelli. Allora, diciamo come si procede. Loro vedranno le immagini, adesso raccontiamo come si procede. Sì. Si tagliano a dadini, a parte il gorgonzola logicamente, che come vedete è molto cremoso.
e va bene che sia così. Si tagliano a dadini i formaggi, poi si mettono a macerare, diciamo, così si ammorbidiscono ed è più semplice farli sciogliere nel latte. Dopo che sono restati nel latte, che cosa si fa? Dopo che si tolgono e si sì, mettono dove? Si mettono nella besciamella che io ho allungato con il latte e che è sul fuoco già calda, così è più semplice per i formaggi potersi sciogliere. Ecco, È un procedimento che implica un po' di tempo. Implica un po' di tempo. C'è una sequenza per i vari formaggi o si mettono Sì. tutti contemporaneamente? No, la gorgonzola alla fine, gli altri possono andare insieme. Anche insieme. Ecco, intanto pensiamo ai nostri passatelli, alla fine, perché ovviamente è una cottura molto veloce, però la cottura invece, la preparazione più impegnativa è stata quella del brodo. Sì, io ho fatto solo un brodo leggero di pollo. Si mettono giù e stanno poco tempo. Si fanno cuocere, stanno poco tempo, si tirano su, proprio asciutti, e si adagiano su questo letto di fonduta che si trova già nel piatto. Quindi sono passatelli cotti nel brodo ma tirati su asciutti, Sì. e adagiati su questa fonduta. Una fonduta che abbiamo detto richiede i 4 formaggi tradizionali, ma in più ha 2 segreti. Uno che è l'utilizzo di eventuali quantità di besciamella restati, e anche l'ultimo tocco è quello del rosso d'uovo. Se uno volesse gli scagli di tartufo sarebbe... Ecco, questo ce lo siamo risparmiato, però vedete il nostro piatto fumante è bellissimo. Con cosa lo possiamo accompagnare? Un vino rosso o un vino bianco? Un vino rosso leggero o un vino bianco corposo, logicamente. Perfetto, quindi abbiamo la scelta. Allora, 1000 auguri a tutti, grazie a Carla che ci regala insomma questi spicchi di buona cucina casalinga, ma anche con qualche ricercatezza. Allora, a questo punto dalla cucina di Carla passiamo alla cucina di Teresa. Allora, vediamo come può essere realizzato un ragù alla bolognese autentico. Eccoci a Bologna, la patria del ragù alla bolognese, ma per la gastronomia in generale, la gastronomia bolognese è riconosciuta. Pellegrino Artusi diceva: quando sentite parlare della gastronomia bolognese fate una riverenza, e questo la dice lunga. Il ragù alla bolognese è conosciutissimo nel mondo, anche se non sono convinto che in tutto il mondo il ragù alla bolognese sia il ragù come veramente va fatto. Ovviamente poi, come in tutte le cose, siamo con la Teresa, la Teresa che è colei che veramente realizza il ragù. Io gli sono di spalla mentre si fa il ragù, ma a farlo è più brava lei. Allora, ogni famiglia in realtà lo fa poi anche a modo suo, può introdurre dei cambiamenti, delle modifiche, un ingrediente che piace, uno che non piace. Noi abbiamo una ricetta che è una ricetta che direi è ben centrata, è la ricetta che noi facciamo da sempre, ed è una ricetta che rispetta quello che si può dire essere proprio la tipica e tradizionale ricetta del ragù alla bolognese. Gli ingredienti sono qua davanti, si va dalle verdure, sedano, carote, cipolle, olio. In realtà una volta l'olio extravergine di oliva non si usava il grasso del maiale, la pancetta, così. Per renderla un po' più leggera, vedete, questa è già una modifica dei nostri tempi, si usa l'olio. Abbiamo la carne di manzo, della salsiccia, si può fare sia con la salsiccia che con del macinato di maiale. Poi come carne di suino, la parte del peso della carne di suino ci può essere o pancetta o della carne grassa comunque del maiale o della salsiccia come facciamo noi. Del vino, della passata di pomodoro, del latte. Del concentrato di pomodoro. Sì, infatti oggi ho preso la passata di pomodoro. Però Teresa ci usa deve sempre, è vero, tu usi il sempre concentrato. Però alla fine il concentrato ovviamente si mette in quantità minore, la passata si mette in quantità un po' superiore perché ovviamente non è ristretta, però
cambia poi per me relativamente poco a livello del Cambia sapore. molto perché viene più denso, più concentrato. Beh, più ma però asciutto. deve bollire 2 o 3 ore un ragù, dunque voglio dire c'è tempo per concentrarsi. Comunque la Teresa è sostenitrice del concentrato, secondo me si può fare anche con la passata. Sale e pepe. Le quantità giuste a cui potete fare riferimento sono carne di manzo 1 chilo, carne di maiale mezzo chilo circa. Poi abbiamo 2 etti rispettivamente di cipolla, 2 etti di carote, 2 etti di sedano. Dell'olio extravergine d'oliva è quanto basta per fare il fondo per soffriggere le verdure tritate. Poi abbiamo il vino, di vino se ne mettono 2 bicchieri. Poi abbiamo la passata di pomodoro, della passata di pomodoro se ne mettono circa su 1 chilo di carne, circa 500 grammi. E del latte 3 bicchieri di latte che si mettono man mano nella cottura per portarla poterlo portare far avanti, cuocere. esatto, per mantenerla morbida. Le quantità. Giustamente, anche ieri mentre prendevamo gli ingredienti, cosa dicevamo? È un bel po' di carne, però già che ci mettiamo, facciamola per bene. Sì, si fa una quantità così che uno se deve fare le lasagne ce Ci l'ha vuole per tutto. fare Se le invece lasagne. uno vuole condire un piatto di pasta, Pasta quello la che fa non 2 usi, volte. esatto, uno già che ci si mette, la cottura è lunga, uno poi dopo lo mette in freezer, in frigorifero se dura In qualche giorno, congelatore in congelatore dura più tempo. Perciò la quantità che ho fatto di 1 chilo è quella che noi mediamente facciamo, poi se ne può fare ovviamente metà ricetta rispetto alle dosi che vi ho dato, oppure se ne può fare una volta e mezzo, 2 volte. Lì ognuno se la calibra in base alle proprie esigenze. Ora procediamo con la realizzazione della ricetta e quindi si comincia con le verdure. Le verdure vengono lavate, pulite, tritate, si fa un fondo di olio nella casseruola per far rosolare le verdure. Esatto, si mette un po' di olio per fare rosolare le verdure nella casseruola che si utilizzerà. Dopo che sono passati alcuni minuti di fuoco basso, il soffritto è pronto, Cipolla, carote e sedano. l'abbiamo fatto appassire. Mettiamo la carne a questo punto, mettiamo la carne di maiale, prima la carne di maiale Il perché maiale è più e grassa. poi il manzo, esatto. No. Poi dopo mettiamo il manzo e Che niente. tira fuori un po' il grasso del maiale, no? Esattamente. E poi dopo però mettiamo tutta la carne e la si fa cuocere a fuoco medio-basso, lentamente, però deve asciugarsi il liquido che la carne fa. Con la cottura si asciugano i liquidi che la carne fa. Quando la carne comincia a sfrigolare, comincia a mette essere il rosa, vino. si mette esatto il vino, si fa sfumare, si dice, no? Dopo aver messo il vino passano alcuni minuti e Che mettiamo aggiungi il pomodoro o la conserva o il concentrato. Si porta avanti la cottura facendo sobbollire piano piano. So che è una regola quella di far cuocere piano piano, perché è meglio che cuocia a Però lungo. metti anche un po' di latte intanto. Man mano il latte lo aggiungiamo un po' alla volta, si fa E portare poi- avanti la cottura. E poi dopo, quando è un po' a metà cottura, metti sale e pepe anche. Esatto. Una cosa importante è il sale e pepe, aggiustarli un po' alla volta man mano che va avanti la cottura, proprio perché il condimento si concentra anche e quindi il sapore tende ad aumentare. Quindi è meglio aggiustarlo un po' alla volta, fino quasi, stando scarsi fino alla fine, così Sì, ma non lo si fai rischia. troppo complicato, dai, scissala, cos'è che... Sì, però sì, è meglio, ti dico, come regola anche lo facciamo, lo saliamo un po' alla volta, non che metti subito tutto il sale. Dai, arriva, sì. In poche parole, avete visto, il ragù è una ricetta semplice da fare in fondo, però Semplicissimo, bisogna solo sapere ci come vuole si il fa tempo, e ci vuole il tempo, è vero. Questo è il risultato, questo è il ragù alla fine. Qua vediamo l'immagine del nostro ragù alla fine della cottura. Buon appetito e seguiteci per le prossime ricette.